È tempo di big match per il campionato di eccellenza regionale. Siamo alla 12ª giornata e siamo allo stadio Walter Fraudiosi. Da qui le immagini di Mauro Farris, che cura anche la regia di questo evento, andranno a riprendere Ossese Nuorese. E va il fischio dell'arbitro. Gueli cerca la porta, trova la barriera e Di Pietro! La porta invece la trova, ma trova anche Magia. Poi interviene Alfredo Saba trova a destra Glino, poi il pallone arriva dalle parti di Arca, c'è una deviazione, palla in angolo. Gueli centralmente per Giuci, fa passare il pallone, poi col sinistro ci ha provato Glino, da lì lo chiude Cadau in collaborazione con Carraro che rischia qualcosa perché Glino arriva, scarica di prima intenzione. Fermato, oltre a Carboni anche Russo tra gli ex, intanto ci è venuto in mente, attenzione Tapparello, Magia è uscito pericolosamente dai pali e Tapparello ha provato a sorprenderlo con il pallonetto di sinistro in anticipo, attenzione però perché va a riprendersela Pilu, da Pilu a Manca, pensa per un attimo al tiro, il fraseggio stretto, Pilu calcia malissimo, ma questa era una grande occasione per la Nuorese. Gueli lascia Mura, il pallone al centro, non ci arriva Di Pietro, ci arriva Accate, poi Arca la mette dentro per Di Pietro e l'Ossese passa in vantaggio con Diego Di Pietro al 27° minuto. Ancora una volta l'ex centrale dell'Ilva mostra di avere i riflessi pronti sui palloni vaganti, era capitato già nei primi minuti di gioco e stavolta non ha sbagliato. Gueli la gioca dall'altra parte per Alessandro Mura, sta arrivando Arca ma Alessandro Mura cerca la porta, Magia in angolo, il tiro non era forte ma era comunque molto angolato e De Murtas in avanti, a sostegno di Manca ci sono Caggiu e Cocco, attenzione qui perché Manca vince il contrasto, Manca davanti al portiere, Carboni, ma il pallone è ancora buono per Caggiu che lo mette dentro e c'è il rinvio di Russo, la rincorsa di Cocco, la battuta, palla che torna dal capitano della Nuorese, poi Cossu la mette al centro, Carraro di testa non ci arriva, De Solis centrale, poi in apprensione la difesa dell'Ossese, si torna da Cocco, davanti a sé Saba, Cocco trova lo spazio per il destro, Carboni non si fida e mette in angolo, palla in avanti, Tapparello smorza per Gueli, sta partendo a sinistra Giuci, in sovrapposizione c'è Arca, Giuci la mette dentro, Tapparello, l'anticipo provvidenziale di Floris con Di Pietro, va Magia, pallone in avanti, Di Pietro di testa per 2 volte, poi Sulas e finisce la partita al Walter Frau, l'Ossese batte la Nuorese per 1-0, il gol di Di Pietro